Veneto Banca. Iniziamo con l'aggiornamento sulla raccolta fondi. Oggi è arrivato il via libera dal Ministero delle Finanze per l'emissione di nuove obbligazioni per dare fiato alle casse della banca. Prestiti che saranno garantiti dallo Stato, un segnale che racconta bene quanta poca fiducia abbiano gli investitori verso quella che era il forziere della marca del Veneto. L'altra notizia riguarda la fusione con la Popolare di Vicenza, che procede spedita con i due consigli di amministrazione di ieri a Roma e Milano, ulteriore segno di come la testa delle banche non stia più in Veneto. E poi il viaggio di questa mattina di Fabrizio Viola e Cristiano Carus per presentare le carte alla Banca Centrale Europea. Sul piatto un aumento di capitale da 5,7 miliardi, anche se ben informati parlano di non più di 3, e tutti coperti da Atlante, con ulteriore abbassamento del valore del singolo titolo. Poi c'è il capitolo crediti non esigibili che le due banche stanno cercando di cedere limitando al massimo le perdite in vista dei 3,3 miliardi che dovranno rimborsare per titoli in scadenza quest'anno. Infine la gestione, troppi dipendenti e troppe sedi, 2.500 o forse 5.000 e più gli esuberi derivanti dalla fusione, mentre il bilancio pende sempre verso le perdite al punto che il Sole 24 Ore ipotizza a chiusura del 2016 il superamento complessivo del miliardo di euro. E a proposito di banche e media, da registrare il commento amaro dell'avvocato Arman, che con gli altri piccoli azionisti del coordinamento Don Torta è consapevole che oramai tutto viaggi sopra di loro. Per quel che riguarda la fusione, se ne parla da tanto, è un po' la storia del lupo, come scritto nei giornali. Aspettiamo di leggere e di sapere. Tanto noi risparmiatori siamo gli ultimi a sapere. Queste banche comunicano prima con i giornalisti e poi con noi risparmiatori. Tanto ce l'hanno detto in faccia, noi siamo noi e voi non siete niente. Siete lo 0%.